Grazie Sindaco. Sì. Le altre gondole si stanno avvicinando. A salutare chi mi aiuterà, insomma, chi aiuterà a raccontarvi ciò che succede in acqua oggi, quindi non posso non salutare e non ringraziare di essere qui ancora una volta Paolo Lavorato. Paolo, ci sei? Grazie Tullio poi ci racconterà. Sì, poi abbiamo il gruppo ABM a CTV e si ringrazia anche Argenta, Camera di Commercio, Venezia Opportunità, il Casino di Venezia, Interparking che gestisce il parcheggio all'isola del Conflitto, perché comunque vabbè, qui io su questo sopranome dopo ve lo spieghiamo, ve l'ho già anticipato. Lunghe distanze, abbiamo anche ben le sostanze che gli servivano per andare avanti, quindi carnetti da animale. Paolo, Di convento ci sono tutti i sindaci riuniti qui sulla macchina e non solo sindaci e delegazioni anche, adesso associato all'ambasciatore e stanno facendo il fatto di rito, sono tutti qui riuniti perché è stato lungo lo sbarco, perché insomma erano 8 gondole, una gondola per ogni città. anche chi appunto arrivava dal distante sta affollando, vedo che già il Canagrande si sta veramente Tante non la deve detto mai nessuno, perché tante delle parole e avanzano lo spritz. Due. Passava proprio il marchio dello spritz in quel momento. Siamo la linea Marastella per l'ordine d'arrivo. L'ordine d'arrivo. Allora, prima volevo spiegare questo. Allora l'ordine è questo: primo, Pianello. Meno le caroline, mi ha detto, signor sono 6. Esatto, perché ci saranno più competizioni sul Canagrande, ci saranno anche tipologie di barche differenti, vogliamo ricordarne alcune, anzi ricordiamo che praticamente un po' tutte quante, Tullio, quali sono le barche che si sfideranno, le vari mezzi proprio. Sì, lo spritz lo portarono gli austriaci. Tutti devono andare sempre uno spritz subito, stasera se non l'hanno già fatto. Secondo, che cos'è sto spritz? Okay, if you're here in Venice, we suggest you after the regatta to go and drink. Raffaellini di Slotona, siamo qui alla macchina, stiamo raccontando e naturalmente il corteo continua ad avanzare verso San Tommaso del Soriato, la cabina doppata della Candereggio, poi abbiamo una gondola di Numoli, la cabina di Oliario, Minoviano, poi la Paottina dei Creati, la collina del Ponte dei Sartori, 2 sono le colline addobbate del Ponte dei Sartori, di caneggiare e di essere qui presente oggi alla regata storica. Poi abbiamo una pistola semplice del 1, 2 cavalline, una di nero, uno delle amici. Alla macchina da Riviera del Brenta, la beata della Riviera del Brenta è stata costruita per la SIP della posatura dei cavi, pensa Paolo. La storia. SMS solidario, per ricordare
al Canale Grande, per questo perdono posizioni nel corteo, però sono magnifici. Boca Villela del Brenta, bravi, grazie. Prego, un applauso, si sente appunto tutto il Canal Grande e chiaramente per chi è su derive, ma anche abbiamo cercato di raccontarvelo per chi è a casa, sta seguendo la diretta sulle frequenze di Radio Venezia, partner di questa manifestazione. Tra pochissimo partiranno anche le sfide, insomma le varie regate, le varie competizioni. Io stavo ricordando che non abbiamo ancora parlato della sfida che viene all'università, di vederla, di parlare al pubblico. Cosa è successo in questi giorni? Allora, hanno fatto le selezioni tra l'Università di Bologna, l'Università di Venezia, la Foscari insieme, l'Ateneo di Bari e l'Ateneo di Vienna. Queste sono state le università che si sono sfidate. Dopo le manche eliminatorie ha vinto Spavento, ci sono qualificate Bari e Venezia che si sfideranno qui sul Canale Grande per attenzione perché Bari era supportata da un tecnico che ha portato qualche consiglio da Tullio Chiere. Chi è il tecnico che ha aiutato Bari? Non so, io a Bari non ci sono il fratello di Giulio Cardona, insegna all'università di Bari. Eccoli qua ancora, eccoli qua. Infatti non so cosa ti farà oggi, Venezia hanno fatto. Esatto, perché la finale è esatto la Mani Venezia. Invece Io faccio tipo per fare, perché l'ho sempre detto dalla prima edizione, speriamo vincono i foresti, perché ha sempre vinto Venezia. abbiamo Maestella in linea direttamente dalla macchina, Maestella. Sì, no, volevo dire, visto che parlate di città, io mi sto privando di parlare un po' di quando mi improvviso per esempio una città che è sempre stata vicina a Firenze, quindi è un corteo tutto sommato che ha percorso i tempi, no? Beh sì, abbiamo anche la divisa, la Padova, la Riviera del Brenta. Io mi chiederei, stiamo proprio chiudendo con Leo Cristo Venturano, di Maestella. Ecco, Leo Cristo Esatto, mancava solo questo da riparlare per noi entreremo nel vivo via via con le varie gare, inizieremo come sempre dai giovanisti, dai bambini praticamente, perché la prima gara, le prime gare anzi sono dedicate ai junior, devo dire le sempre e le skie. Esatto, le skie sono delle pescetti di laguna, essendo i pescetti più piccoli, skie e le mangiarelle, questo nome è stato affiliato dal coordinamento dell'associazione Riviere ai bambini più piccoli che si sfidano in Canale Grande anche come promozione. Dopo appunto cercheremo di raccontarvi di queste primissime gare, appunto le skie, ricordiamo sono dedicate ai ragazzi fino ai 10 anni, il percorso sarà tagliato a Capostri, le marciare sempre a Capostri, però e le marciare senior fino ai 14 anni, il percorso sempre da San Stae a Capostri. Sono barcellette a 2 remi, mentre la sfera di cucina è arrivata adesso a San Stae, arriverà nelle acque della stazione ferroviaria. Dove c'è il Rio del Palituero? Dove come Ragnetto, sì, c'era storicamente il planeta, poi è stato spostato davanti a Cassino. Esatto, dove l'anno scorso c'era appunto il Giro del Palituero, perché quest'anno abbiamo già avuto modo di sottolineare che è stato spostato, è stato portato davanti all'assistente del Cassino, lo vedremo come nel film, non ci sarà una medaglia e interesserà questo al proprio percorso. Vediamo se Maristella ha qualcosa da raccontarci circa la parte dell'allenamento Dimentichiamo tra i nostri ospiti anche i turisti, spesso è la prima volta, no, che dicono queste cose. No, volevo parlare dei bambini, perché si dice, a volte ci si lamenta perché si vorrebbe che la roba nel Veneto fosse ancora più diffusa di quello che è. In realtà il fatto che ci siano 90 ragazzi
queste gare su mozzarella, cioè vuol dire che insomma la guerra è viva, è vivissima, no? Ma ti dirò una cosa di più, Maristella, che tutti i giovanissimi che vedremo oggi nella gara appunto a loro dedicata, la prima gara su Compagnia, quindi sono il loro merito prima di promozione e di disponibilità della a Renzi. E bisogna ringraziare il coordinamento delle associazioni remiere, no? Ci sono sicuramente hanno un grandissimo merito, però non solo il coordinamento, perché ancora prima che i coordinatori territoriali e piccoli e lavoro. Sì, e poi anche in famiglia, no? Cioè sono tutti ragazzini che respirano la government in casa, no? Ah certo, poi abbiamo delle famiglie intere, basta pensare a quella di Vignotto, Rudy Vignotto di Condolini, a Schiavon, sua moglie nel... Non solo i figli d'arte, vedremo però chiaramente questo italiano si chiama un obiettivo, l'obiettivo di talentamatore, probabilmente ancora una sua volta, cioè ho parlato prima di cucina del greco, ma insomma, giustamente il cambio ci deve essere, sono sempre molto apprezzate e anche seguite, perché poi magari non si vede, ma il tifo che ci sono per i ragazzini è forte, Questo noi dedichiamo un applauso lo dedichiamo a chi ci ospita, alla città di Venezia, un applauso, tutto che una grande sede, tutto che una grande sede, facciamolo sentire l'applauso per la nostra città. Numero 42, il Viola, Mattia Vignotto, Filippo Bocca. Numero 3, il Rosa, Brian Pannarina, Alessio Acqua 5, Francesco Pannarina, Alessio Giolina con il verde. Numero 6, Simone Vecchiato, Giacomo Marangona con il rosso. Numero 7, Alessandro Bollini, Ivan Gaburo con il celeste. Numero 8, Canoni, il Canarina, Fabio Maresca, Anthony Vianello. Numero 9, l'Arancio. Tutte le legate, il numero d'acqua numero 1 è quello sottovita. Mentre qui solo per la legata storica siamo neutrali, quindi il numero sottovita è il più sfavorito, dicono, sfavorito. Per la poi mostrare anche il numero d'acqua della più favorita. E tanto ci stanno predisponendo per... Ringraziare ancora una volta per il servizio con un applauso a tutti gli sponsor, quindi il gruppo Web, CTV, il gruppo Argenta, Camera di Commercio di Venezia,
e Venezia l'opportunità del Casino Meeting Dining di Venezia Interproactive che gestisce il parcheggio utilizzato del concreto VTD Venezia Terminal Passeggeri, Cappello Marine Select che sta offrendo Spitz davanti alla stazione ferroviaria Voltolina che ha organizzato i gondolini dell'ultima gara Marco San Marco, Garzettino, Venezia City Partner, che conoscerà i vincitori con i biglietti dell'opera e anche il teatro stabile dell'evento che metterà a disposizione degli abbonamenti per seguire la stagione teatrale, poi il nuovo evento Club, Zora, Guerra di Venezia, Leonardo Giulielli, Dragon Tale, Kids, che consorso di tutela della denominazione di origine del Prosecco. Perché abbiamo del progetto nazionale lungo il Canale Grande, da 2 anni, in questo secondo anno, il teatro stabile Carlo Godot del teatro stesso. Esatto, si creano anticipi di abbonamenti per seguire uno spettacoli della stagione. Sicuramente i tanti turisti stranieri, tanti anche le persone, gli stranieri che vivono, lavorano qui a Venezia, si stanno godendo uno spettacolo e vogliamo ricordare anche a loro che ci sono gli sponsor. Non posso seguire in diretta proprio con la medaglia del centro che si dà e sentire Ah, sì, sì. Venne a fare le riprese con quell'attore. volte che salta il coso. Provate. Tipo ci fanno la foto della foto. Che fa adesso?
per